caso di alluvione i cittadini non devono andare lungo gli argini, questi sono scivolosi, si può cadere nell'acqua. Conoscere il fenomeno e sapere come comportarsi è fondamentale per difendersi da eventuali pericoli nel momento del bisogno, ma altrettanto importante è ascoltare le indicazioni di chi opera sul campo. In caso di piena non si deve andare negli scantinati perché sono molto pericolosi in quanto si possono riempire di acqua velocemente e non dare possibilità di fuga. Nell'ambito di una complessa organizzazione, al cui vertice vi è l'amministrazione regionale con il presidente quale massima autorità di protezione civile, molteplici sono le strutture in campo per dare risposte puntuali a enti e popolazione. La Regione del Veneto è organizzata per il settore difesa del suolo con uffici ubicati in tutte le province. Sono igieni civili e servizi forestali. Sono oltre 400 persone che in caso di allerta meteo si mettono in reperibilità e sono pronte a intervenire sul territorio operando sui manufatti idraulici per regolarne i riflussi e aprire le casse di laminazione e ridurre le portate di piena. I bacini di laminazione hanno lo scopo di mettere in sicurezza i territori che stanno a valle, quindi non hanno efficacia solo lì dove vengono realizzati, ma nei centri abitati che sono a valle lungo l'asta del fiume. Va sottolineato che questi grandi spazi che servono a trattenere temporaneamente la quantità d'acqua che i fiumi non riescono a portare sono normalmente vuoti, cioè possono essere utilizzati per le attività agricole oppure per qualsiasi tipo di altra attività e vengono invasi temporaneamente, cioè per alcune ore, solo quando la piena del fiume raggiunge un livello tale per cui il fiume non è più in grado di tenere quella portata. Quindi i bacini di laminazione nella stragrande maggioranza del tempo della loro vita sono vuoti. Questo è un aspetto che va sottolineato perché a volte il cittadino magari si preoccupa e pensa che il bacino di laminazione sia costantemente invaso dalle acque. Non è così perché serve appunto solo quella volta che il fiume raggiunge una portata tale di avere uno sfogo in maniera controllata all'interno di queste grandi vasche per evitare che vengano allagate le città. Regione Veneto. Sicurezza sempre al primo posto.